diciamo, piena di impegni e piena di eventi qua dentro Montecitorio, quindi la giornata è un po' così, si evolve e navigiamo a vista, come si suol dire. Quindi mi dispiace averti lasciato solo con questa prima parte, però oggi abbiamo fatto, io sono in Commissione Agricoltura, una serie di audizioni del mondo agricolo e del mondo dell'ambientalismo, diciamo, istituzionale, perché c'era anche l'ISPRA, quindi l'Istituto Superiore appunto per la tutela dell'ambiente, e quindi devo dire abbiamo proseguito in quella che è l'esame del DDL caccia, che in realtà abbiamo scoperto oggi ancora di più è richiesto ed è sollecitato urgentemente dal mondo dell'agricoltura. Abbiamo avuto in audizione non solo appunto ISPRA, non solo Federparchi, quindi il raggruppamento di tutti i rappresentanti dei parchi nazionali e regionali, ma anche appunto le associazioni agricole principali, quindi Coldiretti, Confagricoltura, la CIA, Copagri e anche l'Alleanza per le Cooperative e l'assessore agroalimentare. E tutte, quindi anche chi appartiene a un mondo diciamo un po' più vicino alla sinistra, si sono schierate a favore di questo disegno di legge, ma soprattutto a chiederne l'immediata approvazione, proprio perché sono norme che aspettano da anni e sono norme che ritengono utili all'agricoltura. Quindi per noi è un grande passo in avanti, anche perché insomma portiamo avanti questo disegno di legge che è passato al Senato e lo portiamo avanti contro le fake news e contro le narrazioni che un certo mondo di ambientalista, ma io non mi piace dire il termine un ambientalista ideologico, ecco, non voglio dire che c'è stato un eccesso, okay, perché comunque se si tutela la biodiversità e si tutela le nostre razze, si tutela il nostro allevamento, ecco, significa comunque andare a riequilibrare quello che è proprio il nostro equilibrio e tuteliamo quelle che sono le attività umane. Li vediamo quotidianamente, insomma, gli attacchi dei lupi nelle sezioni, nel mondo rurale, perché è chiaro che il centro città non dovrebbero esserci, poi ricordiamo tutte le immagini dei cinghiali a Roma, quindi vabbè, però diciamo che normalmente non devono esserci, però quando si incontrano invece in autostrada piuttosto che nelle superstrade cervi o cinghiali, il problema diventa l'impatto, diciamo, con tutti. Dopodiché siamo stati urgentemente convocati perché oggi in aula va la legge elettorale, che è una legge elettorale voluta dalla Premier Meloni, quindi insomma un discorso politico sottile ma assolutamente evidente, perché lei stessa ha fatto un'intervista la scorsa settimana che tutti ricorderanno, cioè quando ha detto: chi vince le prossime elezioni, ricordo che il mandato di questa legislatura scade l'11 ottobre dell'anno prossimo, del 2027, ma chi vince le prossime elezioni eleggerà anche il Presidente della Repubblica. Quindi è stata proprio, e questo è un tema che lei stessa ha aperto, che devo dire ha portato quindi alla proposta di questa legge elettorale che prevede uno sbarramento al 42%, quindi fino al 42% delle coalizioni si va col proporzionale, oltre il 42% scatta questo premio di maggioranza di 70 deputati e mi pare 35 senatori, quindi un premio di maggioranza che va quindi a permettere la cosiddetta, non si chiama premio di maggioranza, si chiama premio di stabilità, perché permette di mantenere la coalizione in maggioranza per tutto il mandato. È una rivoluzione importante perché sappiamo bene come quello che ci dicono, quello che succede fino adesso, quindi sappiamo che c'è una legge elettorale che è il Rosatellum, che è in vigore, che difficilmente farebbe vincere ancora il centrodestra di fronte a una unificazione del campo largo. Qualcuno forse ricorderà che nel 2022 5 Stelle e PD non sono andati insieme, sono andate separatamente, quindi sono scattati più collegi uninominali del centrodestra. Io ritengo, ma in realtà i numeri mi danno anche un po' ragione, che
PD più 5 Stelle non sommino i loro voti, per cui probabilmente non c'è questo passaggio, però insomma vediamo quello che potrebbe essere, lo vedremo, ma l'idea è quella di dire bene, ci premuriamo di portare avanti una legge che dia stabilità al Paese e quindi cancelliamo il Rosatellum, ma facciamo questi collegi plurinominali, insomma, che avranno al loro interno, secondo l'ultimo emendamento proposto da Fratelli d'Italia, avranno le preferenze che riguarderanno non il capolista ma gli altri 6 candidati nel collegio. E in questo modo, insomma, ci sarebbe più interesse e più una sollecitazione maggiore nei confronti ovviamente degli elettori. E su questo è vero, infatti la Lega ha poi appoggiato questo emendamento, seppure non l'ha firmato, dicendo che se vogliamo coinvolgere di più gli elettori, sicuramente con le preferenze il rapporto è più diretto, perché i candidati devono andare a cercarsi le preferenze e a cercare quindi un contatto con l'elettore più diretto, più costante, più continuo. Di fronte a un abbandono del voto sicuramente è una proposta giusta. Quindi abbiamo fatto questa riunione in cui insomma ci hanno spiegato un po' i nuovi meccanismi e fra poco, nel giro di una ventina di minuti, saremo in aula e inizieremo con le pregiudiziali, poi vediamo quando arriveranno la parte più relativa appunto alla legge elettorale. Molto bene, molto bene. Senti, noi abbiamo ancora 10 minuti scarsi, apriamo il telefono allo 0292947222 e diamo anche il WhatsApp al 340-670-9659 se volete mandarci i vostri messaggi e farvi vivi attraverso questo strumento. Laura, senti, questa sarà una settimana molto affollata, mi pare di capire, ma diciamo che è cominciata, già ieri ne parlavamo nel qui Parlamento Zoom con la storia degli autovelox, e poi però ancora una volta siamo a parlare di immigrazione, stiamo a parlare soprattutto di un principio pericoloso che mi pare che ieri abbia avuto molto risalto nel nostro paese, cioè questo imprenditore a San Benedetto del Tronto, militante di Vannacci, che ha pestato un immigrato. Ecco, qualcuno oggi diceva ha fatto bene, addirittura lui dice dovrebbero darmi una medaglia anziché criticarmi, e addirittura io leggo commenti del genere che il cittadino dovrebbe potersi fare giustizia solo quando c'è evidenza del reato. A me pare che qui nella testa di qualcuno, e segnatamente dei sostenitori del generale legge d'ordine, sta cominciando a saltare proprio il concetto stesso di Stato e di convivenza civile, e io dico che dovrebbe stare attento a giocare con questo genio della lampada, il buon Vannacci, perché poi dopo il casino ce lo becchiamo tutti quanti e non solo lui. Tu che ne pensi? Ecco, bravo, cioè partiamo dal presupposto che noi dobbiamo essere, io dico dal punto di vista chi si impegna in politica, deve essere vicino ai cittadini, deve ascoltare insomma quello che sta succedendo, senza però travisare, senza andare oltre quello che è appunto la giustizia, farsi la giustizia da sé, perché questo poi diventa, ahimè, la giungla, il Vietnam, cioè diventa veramente poi una anarchia non gestibile, e perché non sappiamo effettivamente mai chi è più forte. E già abbiamo, e lo citiamo, il problema delle baby gang, dei Maranza, no? Che impongono fino alle scuole la legge del più forte. Ecco, noi dobbiamo invece cercare di imporre il rispetto istituzionale, di imporre che lo Stato di diritto tutela tutti, soprattutto i più deboli. Ora, questa persona è intervenuta, lui poi ha cercato di dire che lo ha fatto perché questo immigrato bloccava il traffico e addirittura temeva avesse un coltello e quindi ha invocato la legittima difesa, cioè ha invocato un istituto giuridico che in effetti permette di farsi giustizia da sé se c'è però un presente e incombente pericolo grave e attuale alla persona. Quindi l'invito è quello di attivare le forze dell'ordine
l'invito è quello di mantenere la situazione nell'ambito della legalità. Certi fenomeni devono, credo, essere anche confinati, vanno prese le distanze, ma rispetto che il generale lo faccia, visto che lui è uomo fino ad ora Stato, non l'ha fatto. È militare, è questo che dico, per cui effettivamente che questo vada a agire, dato che è partito dicendo mi aspettavo la medaglia e non le critiche, no? Poi dopo ha detto pensavo avesse un coltello, quindi non sappiamo come sono andate le cose. Il video, tu poi dopo hanno detto ma no, è stato tagliato, non doveva essere così. Ecco, forse credo che il giudizio debba essere insomma, di stigma, e che gli interventi li facciamo fare alle forze dell'ordine, che peraltro erano già state attivate per intervenire in quel caso, anche perché se veramente questa persona avesse avuto un coltello e magari non attaccava questo signor Barboni, però magari attaccava qualcun altro, è un passante o chi per caso era lì o era in macchina, perché ci rendiamo conto delle conseguenze che potevano derivarne, perché io credo sempre che se c'è uno Stato di diritto, lo Stato di diritto tutela le persone tutte con un certo ordine, con una certa capacità. Il primo della classe che pensa di fare ordine in barba a tutti gli altri in realtà mette a rischio tutti. E credo che su questo noi che abbiamo sempre puntato sulla sicurezza, peraltro oggi sarà in Consiglio dei Ministri, alle 5:30 c'è il Consiglio dei Ministri, dovrebbe andare un nuovo decreto di sicurezza, quindi ancora una volta puntiamo a dare tutela alle forze dell'ordine, a dare facilità di intervento alle forze dell'ordine e a dare risposte sulla sicurezza ai cittadini con anche nuovi reati. Aggiungo, visto che Nicola Molteni l'ha detto proprio nel weekend, che stanno arrivando nelle questure, io li chiamo nuovi, però in realtà giovani poliziotti che vanno a aumentare gli organici, quindi questo credo che sia uno segno importantissimo della vicinanza che lo Stato ha alle persone. Sono oltre 8.000 quelli che finora mi sembra che siano un 3.500 quelli che ora vanno nelle varie questure di tutto il territorio nazionale, quindi ben oltre il turnover generazionale che è stato iniziato, che è stato ahimè imposto dal governo Monti, ma che poi ha trovato seguito con i governi Renzi e Gentiloni, quindi con tutta la sinistra al governo. Da quando la Lega, lo dico perché era la scorsa legislatura, da quando siamo arrivati con il governo giallo-verde, siamo entrati al governo, la prima cosa che abbiamo fatto è cercare risorse per aumentare le forze dell'ordine. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto anche col governo Draghi, nonostante l'opposizione delle PD, e ancora adesso devo dire che il governo di centrodestra stiamo facendo grossi passi in avanti, perché purtroppo le questure sono sguarnite e questo credo che sia stato l'effetto più deleterio che ancora oggi paghiamo come cittadini di un governo di sinistra, per cui assolutamente assumere poliziotti significa avere uno stato di polizia. Quando i cittadini italiani in realtà, e tu lo sai benissimo, se i tuoi ascoltatori te lo dicono sempre, in realtà lo vorrebbero uno stato di polizia, perché ordine e controlli sono tutti a vantaggio delle persone per bene, delle persone oneste. Quindi andiamo avanti in questa direzione e lasciamo questi mitomani nel loro spazio, ma io credo stigmatizzando comportamenti errati. Ti chiedo scusa, qui c'è Stefano che scrive questa cosa. Scusate, fatemi capire perché ormai sto buttando via la testa con voi, in teoria voce della Lega. Adesso perché fa una roba Vannacci non gli andiamo contro a priori. Quindi quello è uno stronzo perché ha toccato un immigrato. Ma siete della Lega o siete diventati il PD pur di andare contro Vannacci che sta giustamente rodendo tutti i voti perché non avete fatto niente sull'immigrazione e non ripetete niente, noi che abbiamo votato per niente, però stiamo scadendo nel ridicolo. Buona giornata. Stefano, fratello caro,
Matteo Salvini è stato Fantastico. processato per l'immigrazione, ma nessun leghista ha mai pestato un migrante. Nessun leghista ha mai pestato un migrante. Fenomeno. Ma non abbiamo mai preso voti per pestare migranti, abbiamo preso voti per bloccare l'immigrazione clandestina, per aumentare i rimpatri e per mandare via la gente, non dare la cittadinanza a gente che sta qua solo per delinquere. Quindi, tra l'altro, sulla cittadinanza l'abbiamo votata la settimana scorsa, andremo avanti con una legge più restrittiva, perché non esiste che noi abbiamo dei cittadini italiani che non vogliono essere cittadini italiani, che sono qua per rivoltarsi contro gli italiani. Quindi assolutamente nessuno è mai stato votato per questo. Ma poi aggiungo una cosa, perché io purtroppo li vedo dall'aula. Se c'è qualcuno che spara contro la Lega, un giorno sì, un giorno anche, sono i Vannacciani. I deputati di Vannacci è un continuo criticare Matteo Salvini e criticare la Lega, per cose che peraltro hanno anche votato loro. Quindi devo dire, la situazione è diventata paradossale. Per me questa persona ha avuto un comportamento errato, anche perché devo dire, capisco che per lui sia un comportamento diverso, ma dal punto di vista civico e civile è un comportamento da stigmatizzare, è un reato. Quindi prendiamone atto e nessuno ha mai fatto propaganda elettorale per dire dateci il voto che pesteremo i migranti, li mandiamo a casa, quello sì, l'abbiamo fatto, abbiamo avuto i rimpatri e lo faremo ancora. Non li facciamo arrivare, quello sì, l'ha fatto Matteo Salvini, ha fatto 5 anni di processo per avere bloccato gli sbarchi. Ecco appunto, quindi non mi pare che Matteo Salvini vada di notte a cercare di dare fuoco ai migranti tipo Ku Klux Klan. Se qualcuno crede che la Lega sia sto partito, mi pare che sta guardando un altro film su un altro canale. Comunque, sai Laura, a me questi qui che gli prudono le mani, che si fanno giustizia da sé e così via, un conto è prendersela con un disgraziato che ha 2 di petto e 3 di pressione. Un altro è andare, visto che vi prudono le mani e vi fumano i cabasisi, potete andare nelle roccaforti delle mafie e vediamo dopo se i coglioni di prendervela con l''ndrangheta, la camorra e la mafia ce li avete oppure no. Io dico di no, non mi pare di aver visto tutta questa folla pronta ad andare in determinate località a mettere a soqquadro tutto quanto, perché io addirittura stamattina leggevo un commento di questo genere: le forze dell'ordine hanno le mani legate, noi no, come se i giudici non potessero giudicare i cittadini comuni. Ma voi vi rendete conto che questo, cioè io prendo la mia laurea in legge e ne faccio coriandoli, cacchio. Ma a che cosa stiamo arrivando, Laura? Scusami, Ma no, l'intolleranza io lo capisco, e questo devo dire che questa immigrazione non gestita, questa immigrazione che abbiamo scoperto essere addirittura peggiore nella seconda generazione, cioè quelli che secondo il Partito Democratico dovevano essere i poverini, arrivano qua e ci pagheranno le pensioni, in realtà hanno diciamo raccolto tutto il nostro welfare, hanno usato tutte le nostre risorse, non ci pagano le pensioni, e questo l'INPS l'ho già scritto e riconosciuto, e quindi siamo nella situazione drammatica in cui siamo noi italiani a mantenerli, e per di più vengono qui, e le seconde generazioni che comunque hanno avuto aiuti eccetera non sono italiani, non vogliono bene all'Italia, non tutti, ci mancherebbe, però una parte molto rumorosa e molto violenta. Quindi da questo punto di vista capiamo l'intolleranza, come capiamo che la situazione va gestita, ma va gestita con forza dell'ordine, con norme che non devono permettere che le nostre città siano nel caos, e poi sì, con giudici che però riescano ad applicare norme, non a interpretarle sempre nel senso sbagliato. Questo devo dire sì, ma da qui alle mani credo che ci passi qualcosa in mezzo che si chiama legalità. Esattamente. Laura, io ti voglio ringraziare e ci ritroviamo martedì prossimo, allora, va bene? Grazie Antonino, io ringrazio tutti gli ascoltatori, mi scuso, ma il bello della diretta, insomma, sarà una settimana
un po' importante e oggi è andata così. Grazie a tutti. Di nuovo noi ci salutiamo con Guarda come dondolo di Edoardo Vianello, appuntamento 18:15 con Zoom, grazie. Avete ascoltato